yarn and she talks. $10 was La radio che speriamo possa farvi compagnia o quello che volete voi durante questa lunga notte. C'è un nostro amico che ci chiede di dedicare la canzone di Luca De Vivo a sua sorella che vive all'estero. Su Radio Sim City ascoltiamo insieme Luca De Vivo. Un nuovo tempo di sicuro ci sarà, cadrà tutto quello che non ci può sta. Devi convincerti che sei la verità, semplicemente vivi. La nostra e la vostra notte continua su Radio Sim City. Cosa penso? Oddio, che pensi? Niente? Che questa è arte! Ma dai, ecco appunto, lo dicevo io. Non hai capito? Questo ragazzo qui si è preso la briga di creare a casa sua, con le sue cose, con i suoi parenti, un vero e proprio network multimediale. Io penso che a suo modo abbia avuto voglia di raccontare qualcosa a qualcuno e che abbia comunque un suo pubblico di riferimento. Gli zii, i cugini, la nonna. Vabbè, questo si chiama cinismo. Ma Cioè, no, stasera scusami. stai veramente dando il peggio di te. Ecco. Ha creato quello che si fa nelle grandissime capitali europee, Londra, Parigi, Berlino. Lui. Sì, un'etichetta indipendente. No, lui non ha creato un'etichetta indipendente, scusa, lui è un'etichetta indipendente. Non si può parlare, vabbè. Pronto? Ciao a tutti, io sono Sara. Vi volevo fare i complimenti per la trasmissione. Che ci mancavano. Oggi sembra sempre tutto scontato, che ricevere un complimento anche semplice sembra una cosa rivoluzionaria. Che cosa ci vuoi raccontare in questa notte rivoluzionaria? Io ce l'avrei una storia da raccontare. La mia. Già suonava una storia che potevo raccontare, una famiglia, una casa, vado a vivere in città. Questo è cinico Ma sarcasmo. no, è pura verità. abbi pazienza. Allora, io sto cercando di esprimere Sì. stranamente un concetto serio Sì. che potrebbe tra l'altro interessare anche i nostri ascoltatori. Fermi tutti, siamo tutto orecchi, vai col concetto, vai. Vabbè, è difficile con te accanto. Comunque, Mm, una canzone sì. ti piace, ok? Però non è solamente quello, perché è come se ti si aprisse una stanza con Sì, una porta sì. e poi dentro la porta c'è un'altra stanza con un'altra porta, con un'altra stanza, con un'altra porta, stanza, porta, stanza, porta. Hai capito? No, ho capito. Come cioè, no? È un appartamento, non è una cosa. Vabbè, chiediamolo al prossimo ascoltatore. Pronto? Ciao. Cenerentola, che onore vederti. E dai, smettila, lasciala stare. Fa bene a sperare in una vita migliore. Dai, scherzo, alla fine siamo tutti in cerca di un futuro migliore. Prima o poi lo vedrete. Me ne andrò da qui. Che giornate, ragazzi. Che carina che sei. Ascoltatore, pronto? Pronto? Ah, pronto. Salve. Buonasera a voi. Io sono Maria. No, ho chiamato solamente per dire che secondo me Fabiana c'ha ragione. Ah, sulla questione porte che si chiudono e si aprono, dici? Eh sì. Le canzoni per me sono come una chiave che ti portano da qualche altra parte. Visto? Senti Maria, tu quale chiave vorresti usare questa notte? La mia chiave preferita è Daniele Marino. Ah, e noi ce l'abbiamo, chissà in quale mondo ci porterà a aprire porte e trovare stanze. Dai. Aiuto! Tutto a posto? Lei è la mia nuova amichetta, Lisa. Come amica?
Amica, amichetta, sì. È carina. Eh? Molto carina. È bella, eh? È un Mozilla Salone. Ti piace, se? È proprio un bello video, Salone migliore. Quanti cazzo due che siamo? Sicuro che Non capite come dite che si chiama? Lisa, sto occhiali intellettuale. Lisa, è bella Lisa. Pare ingenua, pare. Dov'è che? La solita addosso. Allora, Stronzilla. Fiata che le carichi. Lasciamo che sta cominciando a parlare. qua presso, tutto stronzi questi. Per me va bene pure da stasera. Questo è l'anticipo. Chissà come andrà a finire questa storia, eh? Questa triste storia. Vabbè, però non è detto, magari la storia cambia percorso, lei si sposa. Appunto. Sempre più triste questa storia. Sei pesante. Io? Sei pesantissimo. Vabbè. Invece voi che cosa ne pensate, amici all'ascolto? A proposito, guarda che arrivano centinaia di tweet, guarda, che sono tutti dalla mia parte. Centinaia? Vabbè, decine? Stefano ne è arrivato uno e annuncia gli sconti alla Feltrinelli. Ma siamo malefici stasera, proprio, Vabbè, qualche secondo di pubblicità, tra pochissimo ancora in diretta nella grande notte di Radio Sim City. Già suonava una storia che potevo raccontare, una famiglia, una casa, vado a vivere in città, lascio qui i vecchi amici, una piazza, un solo bar, stata senza pensieri, ti saluto, ciao mamma. È passato già un anno e in paese già si sa, visto come è cagnato, scena notte a faticare, era l'uomo sbagliato, non l'aveva mai incontrato, è formato lo sonno, manca casa può tornare, dice sempre tu che non potessimo campare, la penna in amore, chi so catta da papà, sempre tu da strada. Come è stato oggi? Bellissimo. Ti è piaciuto? Sì, I vestiti dove stanno? li ho messi sopra. Grazie comunque. Sei stupendo. Ma che fai? Ti trasferisci qui da me? Penso proprio di sì. Sì? Sì. Non pensavo di vedere tutte queste cose, mi piace. Bella Napoli, eh? Sì. Dopo mi fai vedere come ti sta quel vestito. Ok. Sì. Che c'è? Contenta? Sì. Scusa un attimo. Oh. Nei saggi. Chi era? Amici. Ok. Scusa un attimo.
volta. Nessuno? Che strano. Perché? Boh, hanno bussato ma non è nessuno. Facciamo un brindisi. Ok. Sì. Brindiamo a noi. Facciamo questo brindisi. Brindiamo a noi e a te. E alla tua nuova vita. Che dici? Non mi sembra vero. Eccoci qua. Allora, che facciamo domani? Un giro? Dove vuoi andare? Mi fai vedere il resto della città? Sì? Tieni mo. Buono, eh? Sì. Sei stanca? Credo di sì. Osciaga. La piccirella sta a capo, eh? Tutto a posto. Però mo facci un presso. Ivan? Non sono Ivan, sono Marcello. Comunque stanotte sei stato molto bravo. Si sentiva bene la mia voce durante la telefonata, sì? Tutto bene. L'unico che non sentiva bene era Stefano. È l'età. È l'età. Appunto. E ora un'ottima notizia per chi vuole perdere peso. Da New Giorno e Notte. Fa un po' freschetto stasera. Abbastanza. Speriamo che viene qualcuno questo questo. Eh sì. La ragazza qua è ancora un po' spaesata. Vabbè, si abituerà. Raga, la carica? Sarà pure tu? Ok, già faticato. Sto vivendo tutti, va? Vai tu, ya. Mi dispiace, ma te l'avrei solo tu. Ma cosa fai andato a toccare? Ma non hai capito che vita faccio? Quindi? E quindi? Quando va a toccare la candela? Tu stai in capo a fatica, quindi vedi sti soldi e salti.
Oh, struzzo. Allora non può capire perché stiamo sempre qua. Io mi sono innamorato di te. Che sarà già la vita? Ma non che faccio. Insomma, la femmina c'è solo te. Io mamma. Stiamo a sentire. Ma tu sei Lisa? No, Come non sei Lisa? mi stai confondendo con qualcun'altra. Ma come ti sei ridotta? Ma che fine hai fatto? Comunque sappi che tua madre è morta e tuo padre non ti ha voluto far sapere niente. Credevo che mi amasse. Mi aveva promesso una vita da sogno. Che stupida che sono stata. Anch'io credevo che mi amasse. E anche a me aveva promesso una vita da sogno. E anch'io ho perso tutto, come te. Mi dispiace. Uè, e tu che ci fai qua? Ciao Sara! Ti devo parlare. Parla, non ho segreti. Chi? Qual è il problema? Posso ancora capire? Il problema è questo. Che lì là hanno saputo che tu stai frequentando. E nella posizione in cui ti trovi, per amore non c'è spazio. È vero. E chi l'ha detto? Da sta situazione. Vuoi dire cosa? O continui a fare quello che stai facendo, o non è. Ora. Allora non ci siamo capiti. Io non ho paura di nessuno. Io ha voglia e ma piglia. Ma non ti rendo conto di che sono capace di fare le tue. Vieni a me. Non vero proprio. Pure ero innamorato di un mio voce. Sognavo di sposarmelo. Ma l'hanno ucciso. Si chiamava Maria. Io non sono Maria. Sara. Io non sono Maria. Minuto e 30, poi ci sono le news, ok? Eccomi qua. Tutto bene? Un sistema naturale a base di potenti sostanze di Non perdiamo tempo, Renato, c'hai 1 minuto e 30, massimo 1 minuto e 45, ce la fai? Non lo so, che vuoi No, dire? dai, ce la devi fare. Sta fuori il meglio. Il prodotto locale. Che significa il prodotto locale? Che è il prodotto locale? Come? Il fatto dalla vita. Ma come poi rapina? La quasi rapina. C'era la quasi rapina. Una quasi rapina? Ragazzi, non c'è tempo. Quasi giornalista. La quasi Te le rapina. fai tu, te le fai tu le dici, Vai, vai. Ragazzi, andiamo. Come era? Sei sicuro che non ci manca niente? Ci manca niente.
mo facciamo il lato servizio, Poco necessario. O decidi che le è necessario, hai capito? E mo muoviti. Che c'è? Perché mi hai chiamato? Che c'era? Cos'è quella faccia? Che mi devi dire? Che ho fatto? Che hai fatto? O sai che l'hai fatto? Chi sei solo l'avvertimento? A te chi la costruzione? Tu gli fai che me di? Si mi pegano moccano panna, cavalli tiro che para occhio, aspettando un aiuto del cielo, si mi tanta ma non contamma. Si mi vanno lasciato solo, io faccio tutto ma no pallone, e che la fama che viene lontano, si mi sembra la stessa canzone. Si mi pioggia con po' non si dica, primo caffè e troppa fatica, si mi massa la simpatia, allora parite c'ha pare. Si mi mara che abbraccia chi arriva, ancora carte e muzzuno per via, si mi scorna che nava mi scorna, dove si fa notte, là si fa giorno. Perché? Perché? Deve aver avvisato. Fammi capire una cosa. Tu ora mi dici dire perché. Io mangio sulla storiata. Non ce la faccio più a fare questa vita. Mi dà chance di sparire. Come? Fammi l'unica. Fammi l'unica. Come buona killer che non donna sapere niente, che se fanno di niente non ne dire più. Ma buona resta sempre che la cosa che le manca gira, non ci fa più. Ma fanno meglio ancora chi le speranza e giovane non sa nulla, si levate lacrime perché. Ma buona bene sempre chi la raggio che mangia gira, non ci fanno più. Non ci fanno più, non ci fanno più. Che gira, non ci fanno più. Mario, un attimo. Ma dai. Ma dai, lontano. Ma non basti sempre di Mario. Un attimo. Lui forse si sbaglia. Martina, bambano!
Pizza e merda! Oh! Allora! A tu sono ci vedo zizi in merda rotta! Pechegno, grazie. Io che farò che ti scoprono? Non ti preoccupare, facci parlare me stesso. Grazie. No, guarda, scappate da questa porta. Vai, vai! Già suonava una storia che poteva raccontare, una famiglia, una casa, vado a vivere in città, lascio qui i vecchi amici, una piazza, un solo bar, stata senza pensieri, ti saluto, ciao mamma. È passato già un anno e in paese già si sa, visto come è cagnato, scena notte a faticare, era l'uomo sbagliato, non l'aveva mai incontrato, è fornuto lo sonno, manca casa può tornare, mi sei perduto, ma potessi non campare, la penna in amore, chi so catta da papà, sei perduto per strada, sempre sto di peccato, dici quanta volte che suonate si scusa, ma tutti sti soldi si sono persi da città, chi non l'ha imbrogliata, non si è mai innamorato. Fabiano, Stefano, ultima dedica. Ce la fate? Sto scrivendo il testamento, Quale testamento? il suo. Ma... Eccola, Giovanna. Arriva. Ultima dedica della notte di Radio Sim City. Giovanna, ci sei? Giovanna, stai finendo la nottata o iniziando la giornata? Guarda, in realtà non saprei dirlo perché soffro di insonnia. Però vorrei ascoltare una bella canzone d'amore. Ce l'ho, Ma chi? Tu? ce l'abbiamo. Ah, meglio. Eccola qua. Senza davide strada, si immagina